Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati, ma soprattutto buon anno a tutti, buon 2016 perché è la primissima puntata del 2016. Sì. Siamo di nuovo qua, Frida. Buon anno a tutti, ciao. Ciao, Mauri. che meraviglia. Che meraviglia, siamo tornati. Siamo tornati, lo so, insomma, spero che ci guardino volentieri da casa. Ci stavano aspettando. Speriamo, questo lo diciamo noi, vogliamo vivere con queste illusioni. Esatto. Ci stavano aspettando. Come è andato? Come sono andate queste bene, feste? Bene, tu come sei andato? Io sono andato molto bene, tu hai festeggiato, hai fatto cose Assolutamente folli. Sì. Ti sei spostata, sei rimasta qui vicino a Imola. Mi sono spostata e devo dire che sì, mi sono riposata. Ti vedo un po' polleggiata, quindi bene, sei pronta adesso a partire, bella tutta riposata. Abbiamo un 2016 molto bello. Poi una puntata questa, Maurizio, sì, veramente una puntata straordinaria, ma saranno così anche le puntate di tutto questo anno, perché già primissima novità, avete visto, insomma, andiamo in onda alle 19 fino alle ore 20, quindi abbiamo un'ora di tempo per presentare poi quelli che sono i personaggi più particolari che andiamo a scoprire qui nelle nostre zone, nel nostro territorio, e insomma di presentarveli di settimana in settimana, insomma anche dei personaggi veramente curiosi, vero? Io so che tu devi ringraziare innanzitutto gli sponsor, i nostri sponsor che sono Patrizia e Pepe. Patrizia e Pepe, sì, esatto. Sono Contrasti Parrucchieri, che ovviamente si occupano della conciatura del make-up. Ringraziamo Agata e Gianni. Agata e Gianni, ciao Agata e Gianni. Scusate, no. In via, oddio, aiuto. Perché sennò vanno in via Emilia, non trovano Agata e Gianni, ma trovano... Sai che è un lapsus? Niente, vabbè, lo diciamo la prossima puntata, sì, insomma, ci vedo che ci vai spesso, insomma, vero? Poi sono un po' agitata. Perfetto, c'è l'uccello che vola qui di fianco a te, dopo spieghiamo perché, quando vede l'uccello lei si agita, non si sa per quale motivo. E poi ringraziamo anche Etwin, le ragazze di Etwin in via Emilia 1novantotto, che sono la Manu e l'Elisa. Ciao ragazzi, vi aspettiamo perché vi vogliamo qua in studio naturalmente. Ecco, via Garibaldi 52, chi è questo? L'indirizzo no, pensavo fosse il tuo meccanico, l'indirizzo dei parrucchieri. Esatto. Benissimo, brava la nostra Frida, ti sei ricordata tutto, vedi due cose, vedi la perfetto. Ti aspetto qui. Perfetto, mi aspetti qui perché io, dovete sapere, vado come sempre a incontrare quella che è la nostra band, che sta avendo un successo strepitoso. Ora si stanno facendo gli affari suoi, perché questo qui è un po' una sorta di studio anarchico, qua ognuno fa quello che gli pare. Allora ragazzi, siamo a posto, i due de basta mo più uno se ce la fa, questa sera siete in forma ridotta. Sì. No, vabbè, ridotto a prescindere Vincenzo, quindi siamo quasi la metà in meno. Quasi la metà in meno, però li stai facendo fuori tutti, te rimani sempre, Io ci spero molto ci spero. Allora ragazzi, io vi faccio fare subito uno stacchettino per sentire subito, insomma, se siete caldi, chi è? Pronto? È là. Pronti subito a partire, e poi dopo vi vorrei coinvolgere un pochettino di più, perché questa sera siamo un pochino zoppi, nel senso che la nostra Lena è andata in vacanza in Russia ed è ancora là, naturalmente. Io ho bisogno della tua collaborazione, poi ti spiego. Vai con lo stacchetto nel frattempo. Il 2 de basta mo più uno se ce la fa, eccolo qua. Ragazzi, cos'è successo? Avete fatto uno stacchetto molto corto. È un colto interruptus questo qui. Dovevo fare la suonata intera. La suonata intera? No, uno stacchettino, veloce. Vabbè, basta, abbiamo visto che lo sapete fare. Allora Vincenzo, io ho bisogno della tua collaborazione. Col fatto che non c'è Leni, io ho bisogno che tu mi fai da valletto stasera. Non sei posso pronto? fare quel che faceva la No, adesso stai. Faccio da valletto. Fai da cavalletto. Tu stasera fai... No, aspetta, dove vai? Stai su, no? Dove vai? Cosa fai adesso? No, questo viene dopo, lascia stare tutto, non fa... No, vieni qui, stai qui vicino. Ti dirigo io. Allora, quando ci sarà bisogno di andare a prendere gli ospiti, tu ti sposterai e mi vai a prendere gli ospiti. Mi fai da valletto? Senz'altro, va benissimo, perfetto, senz'altro. Te lo dico io, perfetto. E a proposito di ospiti, Frida, io so che tu non vedi l'ora di presentare gli ospiti di questa sera, perché abbiamo degli ospiti strepitosi che insomma sono veramente dei personaggi, quindi a te l'onore di presentare. Allora, siamo in compagnia di Paolo Giorgi, buonasera Paolo. Ciao Paolo. Wrestling, quindi un wrestler del wrestling. Wrestling. Anche lui abita in via Garibaldi. No, all'americana. All'americana. Esatto. Perfetto. E poi abbiamo Romano Baldassarri. Sì. Fattoria ambulante, buonasera Romano. Buonasera. E questo è il nostro ospite. Ben arrivato, guarda che meraviglia, il nostro vestito da frate da cerca, in Romagna diciamo è Fresarcon, vero? È Fresarcon. È Fresarcon. Allora, cominciamo da Paolo, che dici? Sì. Allora, Paolo è un personaggio che abbiamo conosciuto lo scorso anno, è un campione di wrestling, come giustamente diceva la nostra Frida, sport non comunissimo qua da noi, perché insomma è uno sport un po' particolare, e tu sei anche allenatore della Viva Wrestling con sede di Reggio Emilia, giusto? Sì. Perfetto. Ecco, siamo visti lo scorso anno. Ti chiedo, Paolo, cosa è successo in quest'annata di scontri, di sfide all'ultimo ring? Come le definiamo? Sono successe un bel po' di cose, infatti avete fatto vedere l'immagine della cintura che avevo portato.
Ho fatto il torneo, sono arrivato in semifinale, poi mi sono fatto buttare fuori. Capita. Però io avevo un altro obiettivo, come sapevate che avevo detto, che avevo la mia faida, tra virgolette, la mia battaglia con il mio acerrimo nemico, che era Mirko il Prescelto, che chi lo sa della Nike che segue questo sport sa bene chi è, e abbiamo concluso a marzo con un match che avevamo già parlato, che era... Il match della bara. Sì. Il match della bara. Il match della bara. Parlami di questo match della bara, che l'anno scorso ci hai lasciato appunto con questa incognita, questo match strano della bara. Come è andata a finire? L'avete fatto? È andato poi... L'abbiamo fatto, perché nel wrestling ci sono varie tipologie di match. Sì. E abbiamo deciso di fare con quella più estrema, fra virgolette, cioè una bara in mezzo alla palestra, chi veniva buttato dentro perdeva. Ha buttato dentro come? Fammi capire. Cioè, ha preso Pugni, calci e chiuso pugni, dentro col calci. lucchetto. Alla fine siamo finiti tutti e due, ci siamo finiti. dentro nella bara? Sì, tutti e due. Avete finito di menarvi dentro la bara? Sì. praticamente. Io per questo, dopo questo mese, sono stato fermo 6 mesi, Sì. per problematiche al collo. Ah. Non mi riuscivo a alzare, a camminare, e infatti sono ritornato sul ring solamente a fine ottobre di quest'anno. Ok. Quindi ti sei fermato. Ecco, tra l'altro mi dicevi prima che è successo qualcosa in questo C'è tuo stata momento di una ferma. rivoluzione. Sì, è stata un'evoluzione, ho cambiato totalmente il mio stile di vita, perché prima, come sapevate, discoteche, spiaggia, ragazze. Ho incontrato finalmente una ragazza seria. Seria? No, certo, non per dire perché le altre non erano serie. No, però, detta così, Paolo, Eri sembra tu? che insomma. No, eri tu che eri un po' più... Era un po' tu, un po' scapestrato, un po' scapestrato. un po' ero io. mascalzone, Ho messo sulla diretta via, ho incontrato le persone giuste e diciamo che ho trovato la luce, infatti adesso porto sempre questo simbolo con me. E quindi hai avuto questa, insomma, questa sorta di vocazione Sì, spirituale infatti dello adesso sport. ho cambiato, mi faccio chiamare fratello Paul. Fratello Paul, che invece prima eri? Era Paul. Playboy Paul. Adesso fratello Paul, vedi come si cambia. Guarda insomma, come vuol dire. cambia. Cerco di Tutto per redimermi essere i peccati. finito dentro una bara, hai capito Domenico? Dentro una bara, hai visto? Questo qua, Vincenzo, fratello Vincenzo fra un po', fratello Vincenzo, vabbè insomma dai, quindi... Bene, allora ti lasciamo fermo un pochettino, perché dopo insomma, riparleremo ancora del wrestling, questo sport non tanto comune qui da noi, ma comunque seguito comunque Sì, anche sì. da tanti, perché comunque affascina tutti quanti quando vediamo questi scontri. Esatto. E andiamo alla nostra fattoria ambulante. Sì, guarda Maurizio, c'è Romano in compagnia di 3 amici fantastici. Sembra Dolce Remi. Siamo qui con Lady, se non sbaglio, esatto. Sì. che è questo è il Eccola. cane, eccola qua. Poi siamo in compagnia, c'è un coniglio che è bellissimo, Mauri, non so se l'hai visto. L'ho visto, sì. Guarda che- È lo un sanno inquadrare. ariete. Chi è? Un ariete o un coniglio? È un coniglio ariete. È un coniglio ariete. Coniglio ariete. Riusciamo a inquadrare Ed è il coniglio bellissimo. ariete? Guardate che c'era lì proprio vicinissimo a lui. Coniglio forse ariete non si che si vede. differenzia dal coniglio toro. Sì, si differenzia perché questo tiene diciamo le orecchie basse. Invece Gli altri hanno tutte le orecchie orecchie alte. dritte. L'ariete ha le orecchie basse, invece Sì. gli altri Dritte. dritte. Perfetto. E poi abbiamo un piccione, come si Piccione, chiama? Chop. Chop. Che bello, Chop, bellissimo. Ma Chop è tranquillo lì sopra, Sì, non sì, si sposta mai, non fa mai... Comunque stasera ne ho portati solo 3. uno Sì? e ne ho 8 che vengono a spasso con me come fattoria ambulante. Ecco, Quindi. parliamo di questa fattoria ambulante, insomma, innanzitutto di cosa si tratta, perché io ho visto qualcosa di te in giro, ti ho visto È una in qualche... fattoria itinerante, Sì. giro per i vari paesi, mi chiamano le varie proloco e generalmente ho 25 animali che mi seguono. ti seguono. Sì. Seguono, diciamo che... Stiamo guardando Ecco, anche le guardiamo immagini. guardate che bello. Ci sono anche Sì. le oche. ci Sì, potresti le stare anche tu oche, qualche ho volta, due- magari se per ti quello che- infatti, imbeccata giusta. Quindi... Guardavo. Occhie, Anche cominciato 3 anche a ridere, è caprette, bella sta cosa qua. sì, Ci 3 sono i capretti. caprette, esatto, 8 colombi, 4 conigli, 2 galline. Ma vanno tutti d'accordo gli Vanno animali? tutti d'accordo, sì, sono perfettamente in sintonia. Bellissimo. E questo diciamo che è un dono di natura che ho con gli Che animali. hai? Sì. Che hai con gli animali. Quindi nel senso che riesci a gestirli. Riesco a gestirli San tranquillamente, Francesco. faccio sagre con migliaia di persone, quindi nessun Non si problema. innervosiscono mai? Non si innervosiscono, anche, Ma perché sono anche addestrati- adesso davanti ai fari, ad esempio, Sì. non fanno assolutamente niente. Infatti, no, sono buonissimi. Ecco, ma questo perché tu li addestri o perché tu No, comunque hai una perché dote vivo con loro, Ah, vivi con vivo loro. con loro, Ecco, sì, questo è vivo in una importante, capanna attorniato da queste creature e quindi loro sentono quando sono di buon umore, sentono se sono di cattivo Sentono umore, tutto. sentono tutto Certo. e quando mi sentono gioire
la fattoria va in moto, comincia l'asino a ragliare e poi il cane che abbaia, insomma. Ascolta Romano, ma ti chiedo una cosa, come ti è venuta questa idea della fattoria ambulante? Ho cominciato 15 anni fa con il somarino e il carretto e poi ho aggiunto i colombi e pian piano, visto che mi riusciva, era una cosa molto facile per me, ora sono a 25. Quindi 25 animali che che mi seguono. Ecco, ma e su questo carretto praticamente diciamo c'è l'asino che traina una carrozza, nella carrozza ci stanno i bambini, 7-8 bambini e poi vado a spasso con tutti questi animali. È una cosa che bellissima vengono comunque da vedere. Puoi definire un po' un artista di strada a tutti gli effetti, Sì, perché tu ti diciamo esibisci, un se si può dire esibire, sì. Nelle manifestazioni, nelle tutte le sagre. manifestazioni, nelle sagre. Vai tu o ti invitano? Posso chiedertelo? Cioè vai tu alle manifestazioni, ti proponi oppure ti invitano proprio? No, mi invitano le come... Proloco, le associazioni. Perché comunque credo che per i bambini sia un momento Sì, strepitoso. per i bambini e non solo, anche per gli adulti, perché insomma, vedo che comunque riscuoto successo su queste cose. Si crea una bella direi. sintonia, Sì. anche una bella emozione. Ecco, dopo so che c'hai qualcosa anche di particolare, insomma, Sì, a proposito delle emozioni, insomma, che crei anche nei più adulti. Sì. E torniamo a Paolo. Torniamo al nostro Paul, Paul. fratello Paul. Ti chiedo una cosa, ecco, ce lo chiediamo tutti, perché io fin da piccolo anch'io seguivo in televisione il wrestling e mi chiedevo, ma è vero quello che fate sul ring o c'è tantissima finzione? Paolo? No, allora, quello che si divide dagli altri sport da combattimento è che nel wrestling dagli anni 80, ecco, quando c'è stato proprio il boom di questo sport, si è incominciato a mettere merchandising per riempire i palazzetti, storie più importanti, quindi davano ogni personaggio un vario tipo di carattere per portarlo avanti nelle storie, però tutto il gesto, la parte atletica sono vere. Infatti, tutto vero. A parte l'unica cosa che sono controllati sono i pugni, come nella lotta libera, che non si possono dare con mano chiusa ma con mano semiaperta certo. e non sul volto. Però tutte le è una botte regola proprio, sì, proprio una regola della lotta libera. Certo. E tutte le botte che si prendono dietro la schiena, e infatti dopo un po' di anni le inizi a sentire. Cioè quindi quando vi sbattete dentro la bara è la vero, schiena, sì, è tutto vero. in palestra e dedicarsi molto, perché sennò il collo e la schiena sono le prime cose che partono via. Certo. Domenico, cosa è successo Domenico? Sto leggendo sul giornale Che cosa? che un vecchietto ha preso 5 pastiglie di Viagra ed è morto. Porca miseria! Hai capito, eh? Oh mamma mia! Cosa c'entra? È che è 2 giorni che stanno tentando di chiudere la bara, non so. Basta, ma dai Domenico, per favore, evita. Ma non ho parole, Guarda, perdono. quando sono in mese sono anche peggio. Sono tremendi questi tremendi, i due sono de basta tremendi. mo, sono così, capisci? Sono... Ragazzi, però cerchiamo un attimo, un'altra bara, quella di fratello Paul. Voi non avete avuto difficoltà? No, Quindi non era so, bella larga era bella larga, insomma, ci stavate. Ascolta Paolo, cosa ci hai portato qua? Ho visto che c'hai una maschera bellissima, sembra quella di Eddie Steele. Veramente Questa è di bella. Ultimo Drago, che mi è stata data da un ex arbitro che... Questa? Sì, Ultimo Drago. Sì. Ultimo, guarda che meraviglia. Bellissima. È un lottatore giapponese. La testa che è lotta vera in sotto, Messico. È stato mozzato, vero? È stato mozzato, Questa è- Infatti la quindi maschera... ma tu la indossi questa nei No, combattimenti? sì, le indossano... Sai, io preferisco farmi vedere il volto, c'è gente invece che vuole portare la maschera, Certo. perché è un po' più insicura sul ring, allora si può È un usare- fatto di insicurezza? No, beh, inizialmente sì, però in certe parti del mondo viene portata, tipo in Messico, oltre per abbellire, addirittura in Messico si porta perché mettiamo, c'è il lottatore del paese che si scontra con un altro e per non prendere le botte ne si è cercata a casa, ecco. tipo come il calcio, Ah, ok, si mettono la quindi- maschera per essere Così riconosciuti. la pensa. Infatti mi raccontava un lottatore messicano alcuni anni fa che lui durante uno show vinse, sbeffeggiò il lottatore di casa, Certo. uscì fuori negli spogliatoi, si toccò dietro la schiena e stava sanguinando, mamma gli avevamo mia. piantato un coltello mentre stava uscendo perché la gente era Madonna, impazzita. Madonna. Uno sport tranquillo. in Messico è vissuto come una religione. Sì, no, ma infatti. E adesso vabbè, che anche tu sei un po' fratello Paul, ti stai un po' Cerco spiritualizzando. di non aver violenza verso i miei avversari, farli Esatto. capire. Tu benedici sempre, pace. Però se non lo capiscono. Esatto, Adesso esatto, Paul esatto. lancia le sfide mandando delle benedizioni online in realtà. Ascolta Paolo, e ti alleni sempre a Reggio Emilia? Sì. E quanto comunque ti impegna? Allora, ci alleniamo, fortunatamente devo ringraziare il comune di Reggio Emilia che finalmente dopo 4 anni ci ha concesso
una bella sala in Officina delle Arti, che è un posto dove fanno anche mostre d'arte, in via Brigata Reggio 29, infatti ecco qui. Eccolo qua, benissimo, vicino al Campovolo penso, da quelle zone di Reggio. Il ring è montato sempre, quindi è una bella cosa avere il ring sempre Importante, montato, così la assolutamente. gente aumenta, è più invogliata a Quindi, venire. insomma, Andate a vedere, approcciate mi a questo raccomando. mercato, Mercoledì insomma. pomeriggio dalle 2:30 alle 6 e il sabato dalle 2:30 alle 18. Bene, 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 quindi ottimo, progetti per il futuro, prossimi tornei? Allora, il 9 gennaio, Ah, sì, abbiamo Reggio Emilia, Dopodomani? sì, estremamente si chiama lo show. poi la... Io adesso non sono dentro al torneo perché viene assegnata la cintura estrema, Ok. quindi sono tutti quei match, sedie, tavoli, ecco, Ok. degenerati. Un po' Tu sei un po' più tu segui la cosa un po' più dall'alto, insomma, con l'aureola sopra, le ali, ok? E poi il 30, questo non c'entra col vento, il 30 gennaio sarò a fare una commedia con Teatro Sonoro a Casola Valsegno, il mio paese di nascita, chiaro, certo. in via Fondazza numero 31, ai vecchi magazzini, dove si chiama Non è arte degenerata, che è uno spettacolo dove tratta una storia tra anni 20 e anni 30 Quindi inerente a Londra, nei quartieri di ti Soho. dai anche al teatro, ti Sì, dai. beh, Quindi wrestling sei, comunque è sempre teatro. sei a tutto tondo, dal wrestling al teatro, a tutto. Comunque quindi... sì, connubio perfettamente wrestling. Io ricorderei anche il suo Sì, no, contatto. io gli così darei poi- appuntamento già anche al prossimo, Certo. magari il prossimo anno, perché tu l'anno scorso sei venuto esattamente in questo periodo, Sì. quindi ti ridiamo appuntamento Tra un quest'altro anno. insomma, con tante belle Speriamo cose. di essere Insomma, in forma. sì, assolutamente sì. Dai, Per contatti. seguire il nostro Playboy Paul, Facebook appunto Playboy Paul, non ha cambiato nome su Facebook, è No, rimasto perché ancora... purtroppo dopo devi avere 100 contatti per cambiare, ok. quasi più di 400. quindi no. E allora, insomma... mi toccherebbe In rifare bocca al la lupo pagina. per tutto. In bocca al lupo Grazie mille, per tutto, ragazzi, mi vi invito. raccomando. E torniamo a Romano. Romano, diciamo prima che tu sei in grado con la tua fattoria ambulante di scatenare emozioni veramente incredibili. Mi Sì. dicevi l'altro giorno, quando ci siamo sentiti, che sono capitati un paio di episodi veramente curiosi, vero? Sì, difatti 2 persone mi hanno chiesto se gli faccio il funerale. Eccolo là. Pensa a te. Insomma, Parlavamo di bara prima, ci hai stiamo visto, c'è ricollegando. tutto quanto sì, sì. collegato. Iniziamo Quando bene, iniziamo bene quest'anno. l'anno in positività, insomma, visto che insomma, Non ho capito se lo devo caricare nel carretto o se devo fare solo la Dio. sfilata, ecco, questo non lo so. Beh, insomma, mi verrà detto al momento. al momento, quindi tu insomma sei lì, e intanto il piccione Cipe Cioppi ti, il piccione ogni ti ha tanto. depositato sopra. Sì, sì, insomma, vabbè, ma questo è normale insomma. per me, quindi Bene, bene. vivo con loro. Ascolta, dove quindi- possiamo ammirarti dal vivo prossimamente? Hai già qualche... Sì, sono il 17 di questo mese, sono a Casola Valsegno, festa di Sant'Antonio. E quando è? ok. Quando è? Il 17 17 gennaio. perfetto. Sì, sì, E il questo mese, pomeriggio gennaio. e il 6 febbraio sono a Casola Valsegno, festa di 6 Sant'Antonio. febbraio. Tutti i Perfetto. santi te Lì li ho fai tutta, tutti te. esatto, lì ho tutta la carovana. quindi- E Romano? Ti chiedo una cosa, che poi dopo Sì. ti diamo i contatti, Sì. scusami Sì. Frida. E il frate per quale motivo? È Frate abbinato o perché- l'hai scelto tu? L'ho scelto io perché Sì. la mia è tipo una vocazione, cerco di portare questo messaggio d'amore tra la gente perché penso che ce ne sia bisogno al giorno d'oggi. Quindi diciamo che il frate è il personaggio che più è particolare per queste cose, una cosa mistica, molto mistica anche questa, ed è anche quella che mi viene richiesta di più dalle varie associazioni. Dalle varie Beh. associazioni. Sì, Bene, sì, sì, sì. allora diamo i contatti, quindi ricordiamo. ti aspettiamo nelle strade, naturalmente. sì, esatto. Bene. Facebook Romano Baldassarri, mi raccomando, così possiamo seguire questo i suoi eventi che sono bellissimi. Bene, Quindi, bene, bene. La fattoria ambulante. La fattoria ambulante. Bene ragazzi, in bocca al lupo per tutto. So che c'è Vincenzo che è già pronto con i prossimi ospiti. Grazie. Vincenzo, sei pronto a far entrare tutti? Ciao Romano, ciao Paolo, Ciao, in bocca al lupo grazie. per tutto In bocca al quanto. lupo. Salutami tutti i tuoi animali, ok? Arrivederci. Grazie. Uscite pure, guarda che bravi, tutti quanti in fila appassionatamente. Vincenzo, ma sei tu che accompagni loro o sono loro che accompagnano te? Io sono vecchio, mi accompagnano loro. Ma no, ma ti accompagnano lo spizio. Vieni qua Vincenzo. Una volta... È il nostro balletto. Ma ti ricordo, una volta avevamo la Lena che era bella, alta, russa. Ma come ci siamo ridotti? Tornerà. Torna. No, Vincenzo è fantastico, io lo vorrei tutta la vita con me. Anch'io vorrei stare tutta la mia vita con te. Che meraviglia, che coppie che siamo, se abbiamo fortuna di non avere figli stiamo da Dio. Vai, avvicinati al tuo compagno di musica, insomma ci rivediamo subito dopo. Allora Maurizio, siamo in compagnia di altri chi? tre Di chi? ospiti. Tre ospiti, Allora, sì. alla nostra sinistra ci sono Isa e Sara, Ah, perfetto, Isa e Sara, guarda, le facciamo accomodare qua, mi alzo io, guarda così. cantanti. Le facciamo Buonasera. accomodati pure qua, vedi, recuperato guarda, i accomodati- microfoni. Sì, Sì, accomodati pure prego. qua che mi alzo Ok. io, mi alzo. Sono già state nostre ospiti, se lo ricorderanno a Assolutamente. casa l'anno scorso, bentornate. Grazie. E in compagnia di Fabio Ognibene, scrittore. Buonasera Fabio. Fabio, ben arrivato. Allora, da cosa partiamo? Dalle ragazze? Da chi vuoi?
Partiamo dalle ragazze? Partiamo dalle ragazze, dai, che ne dici Fabio? Partiamo sempre in precedenza alle ragazze. Ragazze, è passato un anno. Che cosa è successo in questo anno? Allora, Chi parla? Questa dai, rispondo io. Quest'anno ci siamo dedicate principalmente a concorsi per cantautori, quindi con brani principalmente nostri o comunque con inediti. Abbiamo vinto il primo premio dedicato a Battisti e poi siamo arrivate terze al premio Reitano, quindi dai, nel senso sta prendendo una buona piega, quindi diciamo che pensiamo di essere indirizzate nella strada giusta. Adesso stiamo lavorando molto su questo, su composizione di brani nuovi, l'idea è comunque di uscire di preparare un EP, quindi vediamo. Tanti progetti belli, insomma, no? Sì, Questa dai. sera ci farete ascoltare qualcosina. Sì. Ecco, ricordiamo per chi naturalmente l'anno scorso non ci ha seguito, non ci ha visto, com'è nata la vostra collaborazione, perché avete comunque condizioni canore un po' diverse, anzi molto diverse tra di voi, vero? Chi risponde qui? Vado io, Sara, questa è la mia. Sì, perché hanno studiato, sono divise un pochino i Ma in realtà, perché più o meno dai, gli ambiti su cui si possono fare le domande sono quelli, quindi siamo già divise. Presente quando succedono delle cose naturalmente, no? Non è che ci si mette d'accordo, è un accordo implicito, che poi alla fine è diventato esplicito, perché tutte le volte che chiedevano certe cose rispondevo io, le altre volte mi dicevano no, vado io. Ormai è diventato un percorso. Proprio, esatto, ormai ho il disco. Tanto gentile, tanto onesta pare, bla 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 bla. Ci siamo conosciute nel 2009. No, ci siamo conosciute nel 2009 grazie all'insegnante in comune. Nel 2012, per scherzo, noi facevamo già qualche concorso come soliste assieme, qualche esperienza assieme, ma comunque artisticamente separate, e abbiamo detto ma perché non proviamo a fare un duo, insomma, facciamo qualche cover, vediamo cosa esce, magari è una cosa carina, ci mettiamo un po' alla prova, impariamo anche ad armonizzare, che è la cosa più difficile da fare per quello che riguarda un duo. E, dai, mettiamoci alla prova. Il nostro insegnante è diplomato al Conservatorio in Canto Corale, per cui ci ha dato una grossa mano, ma ci ha fatto anche impazzire parecchio, perché ovviamente a lui sembrava tutto semplicissimo, in realtà stavamo facendo delle cose abbastanza difficili e noi eravamo assolutamente inesperte, non sapevamo fare proprio, sapevamo proprio fare, e lui ci metteva davanti queste cose da cori gregoriani, da canti gregoriani. Parla che di solito alle cose più semplici, perché di solito le cose più difficili, avendo la voce più bassa, capitano tutte a me, perché non si può fare una terza sopra come i normalissimi. No, perché quella è un'italianata, quella è un'italianata, quindi o tu che hai la voce più bassa ti becchi tutte le cose più bastarde che io ti possa far fare. Allora, facciamo una cosa, visto che insomma aveste questa, vogliamo ascoltarvi sicuramente, lo facciamo al rientro dalla pubblicità, e intanto conosciamo Fabio, che è qui di fianco a me, che pensate che lui è un musicista, lui ha lavorato al conservatorio, è un saxofonista, vero? Esatto. Ecco, perfetto, potesse fare anche magari qui, potremmo creare un gruppo qua così, ma questa sera lo conosciamo in veste di scrittore, Come ti sei ritrovato scrittore? Quindi dalla musica, è sempre arte naturalmente, quindi dalla musica... mi sono sempre dedicato sia alla musica sia alla lettura, alla scrittura, alla cultura, perché sono questi più o meno gli ambiti in cui ero portato fin da piccolino. Ho fatto il conservatorio, ho fatto sassofono, mi sono laureato, ho fatto l'università in lettere e dopodiché ho cominciato a scrivere. Ma ti è venuta un'ispirazione particolare oppure ti sentivi già dentro la vena dello scrittore un pochettino? Mi sono sempre sentito portato fin da piccolo, però non ho mai scritto seriamente. Mi sono dedicato in maniera completa a questo solo a fine dell'università, a fine del conservatorio, quando mi sono sentito pronto e ho avuto un po' di tempo per dedicarmici seriamente. Insomma. Ecco, tra l'altro dedicarsi seriamente, insomma, comunque sia, sono 5-6 volumi che sono usciti, 5-6 romanzi, che dopo presenteremo, e dico dopo perché? Perché subito dopo alla pubblicità. Quindi stiamo fermi.
Il duo De Bastamò più uno se ce la fa, eccoli qua. Io ti preferivo quando facevi la mossettina così, stasera sei un po' rigido stasera. Ho mangiato troppo per queste feste. E ti sei irrigidito, Allora, visto che voi siete bravi, tutto quanto così, ma noi questa sera abbiamo due ospiti veramente bravissimi che abbiamo visto prima, molto più bravi di voi. Io le presenterei subito. Bono, fermati lì, stacca le pile un secondo. Isa e Sara, appunto nel loro ultimo pezzo, Senza tempo. Senza tempo. Bene. L'odore di caffè per la città, un'alba che si affaccia e ricomincerà, il freddo che già sento, ricordo di un momento, Di te che mi sorprende all'improvviso, la voce soffocante, nemmeno sul mio viso, è un bacio senza tempo, potente come un lampo. È stato solo un attimo, chissà se l'infinita attesa resterà per sempre. ci sono giorni trasparenti in cui lo trovo qua, nel posto dove so che non potrà tornare quel brivido intenso. se tu non sei più qui al mio fianco. Vedi, ci sono certe storie che non nasceranno mai, ma sono incancellabili oramai. Le storie senza tempo Mi porti ancora dentro l'anima. Il traffico attraversa la città, la luna un po' invidiosa, tra poco salirà a illuminare il senso di un gelido rimpianto. Nel buio sembra quasi che sei qua, ti cerco con le mani ma non trovo niente. Ci sono giorni eterni in cui mi trovo ancora qua, nel posto dove so che non potrà tornare quel brivido intenso. Se tu non sei più qui al mio fianco, credi, ci sono troppe storie che non nasceranno mai, ma sono incancellabili oramai. le storie senza tempo Mi porti sempre dentro con te. Ci sono giorni trasparenti in cui mi trovo qua, nel posto dove so che non potrà tornare quel brivido intenso. Se tu non sei più qui al mio fianco, vedi, ci sono certe storie che non nasceranno mai, ma sono incancellabili oramai. Le storie senza tempo, le senti ancora dentro. Brave, 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 belle, Ida e Sara grazie. senza tempo, complimenti, Brave. bravissime, che voce, mamma mia, veramente due voci, una l'opposto all'altra, complimenti, sì. È fatica da fare andare d'accordo, però veramente ci riuscite alla grande, Grazie bravissime, questo è il vostro ultimo pezzo, In realtà è il primo singolo. il primo singolo, perfetto. Di due, per cui dai. Primo Adesso singolo di due, quindi il Quindi sei quasi presa 14 il penultimo. febbraio, il penultimo. 14 febbraio per San Valentino uscirà il terzo singolo che si che intitola bello. Ovunque Comunque. ovunque stiamo comunque, aspettando. bene, ovunque comunque, anche Lo per quanto anticipiamo. riguarda Fabio. Poi, ragazzi, tranquillo, No, abbiamo ancora qualche minuto. dicevo che è per San Valentino perché stavolta siamo state un po' sdolcinate nel pezzo, per cui Ok, quindi. restate
stay tuned e Rimanete guardate il connessi. nostro... Ok. Dopo diamo tutti i contatti. Fabio, allora parliamo un pochettino di te, perché insomma qui parliamo di uno scrittore che insomma ha pubblicato veramente tanti romanzi, sono 5 romanzi mi pare, giusto? 5 romanzi, sì. Che li vediamo qua tra l'altro, no? Giusto? Sì. Perfetto. Allora, lì ce ne sono 4, Qui ce ne Mauri. sono 4, ecco li vogliamo menzionare Fabio finché ci siamo, così velocemente Sì, insomma. certo, sono tutti romanzi pubblicati da case editrici diverse, piccole, medie, non grandissime case editrici, però vabbè, hanno insomma, una loro vita. certo. E Dopo il silenzio, Arduino Sacco Editore, Ancora domani, Acquari Edizioni, I mesi e le monete, e invece c'è anche un libro di racconti che è questo. Che è questo qua sotto. Che è il penultimo, quello che rimane, esatto. Che è Questo quello è che rimane. È l'ultimo libro che non è un romanzo, ma sono tanti brevi racconti. Poi abbiamo l'ultimo, Mauri, che è qui, che è praticamente il suo ultimo capolavoro. Eccolo Si qua. chiama Grazie per il 23 gradi 23 e 27 primi. Queste due coordinate sono particolari, c'è un motivo perché è un titolo strano, 23 Sì, è gradi, un 27 primi. è un titolo molto particolare, non immediatamente comprensibile, si capisce leggendo, è spiegato il motivo del titolo all'interno del libro stesso. 23 gradi e 27 primi è l'angolazione dell'asse terrestre. Quindi, E quindi? ho scelto esattamente questo perché all'interno del libro c'è una battuta tra i protagonisti dove a lei passa una giornata incredibile, gli succede qualsiasi cosa, eccetera, tra mille problemi, torna a casa e lui gli chiede cosa è successo oggi, tutto bene? Lei dice niente, che abbia potuto spostare anche solo di un grado l'asse terrestre. E quindi riflette tutta la filosofia, Ecco, questo tipo di filosofia. Il romanzo in sé di cosa parla? Sostanzialmente Il romanzo in sé è un romanzo non di genere, è una storia, diciamo così, che fotografa la crisi di due persone. Uno è un ghostwriter, uno scrittore in crisi creativa, l'altra invece è una psicologa che sta attraversando comunque un problema di crisi personale, quindi entrambi nel loro lavoro stanno boccheggiando, si incontrano per caso, si conoscono per caso, mettono insieme le loro crisi e i loro problemi e nasce. Tra loro nasce, diciamo così, un rapporto tra l'esistenziale e il resto. Insomma. È anche già disponibile, Mauri, nelle librerie e tra l'altro i tuoi libri, Fabio, sono tutti cartacei, quindi non... Sono cartacei, di alcuni ci sono anche le versioni ebook, però si trovano tranquillamente sia ordinandoli su internet sia ordinandoli in libreria, anche nella versione cartacea. Bene, progetti per il futuro, Fabio? Progetti per il futuro, ho pronto un altro romanzo che adesso partoriscono, ma sì, è incredibile. Io amo l'artista per questo motivo, perché bisogna così sempre è già avere la testa qualcosa pronta. di nuovo pronto per... Quindi già un romanzo che... Non so ancora quando uscirà né per chi. Ma è già scritto? È già finito, fantastico, guarda che meraviglia. Bene. Potrai tornare. Tornerai a presentarlo, dai, ci diamo appuntamento. Valutiamo un po' con chi farlo pubblicarlo. Con la casa editrice, giustamente, che bello, sì. Affascinante questo, come lo vedi? Il tuo, beh, tutti belli. L'ultimo romanzo è sempre quello che l'autore preferisce, no? Quindi... certo, sì. certo. Perché c'è anche un'evoluzione magari. Dai, diamo i contatti di Fabio, così insomma possiamo prendere... Fabio, vediamo un secondo, Fabio Ognibene su Fabio Facebook, Ognibene su così Facebook. non potete sbagliare. E io ero curiosa anche di sapere dalle ragazze che progetti hanno. Ma che te frega? Beh, sono curiosa. Ma loro decollano. Sai che hanno partecipato a Tu sì che vale, vero, hanno vinto un sacco di premi quest'anno, vorrei sapere, sono curiosa. Ma il prossimo progetto, diciamo che l'obiettivo principale è quello di fare uscire un EP. Per adesso la nostra, l'obiettivo è farlo uscire come EP autoprodotto, per cui autoproduzione, perché ci siamo un po' rotte di quelli che vogliono prendere le decisioni per noi. Allora noi siamo testarde, siamo romagnole, proprio siamo ignoranti e vogliamo prendere le nostre decisioni. Così se dobbiamo investire dei soldi, almeno li investiamo su quello che ci piace. E niente, nel frattempo stiamo lavorando per accaparrarci il pubblico, per cui usciranno delle cover, è uscita la cover per Natale, stiamo collaborando con un videomaker bravissimo che si chiama Mattia Alberani. Salutiamo. E con uno studio che è il Music Master di Faenza con Fosco Foschini per quanto riguarda le registrazioni. Per cui abbiamo un sacco di persone carinissime che ci stanno aiutando e stiamo cercando di raccogliere tantissimi followers
perché ci potete trovare. Certo, allora Facebook, Sara, seguitele perché queste ragazze sono innanzitutto di casa nostra, esatto. Quindi insomma questo già insomma, dobbiamo essere di parte, poi soprattutto sono brave veramente tantissimo, sono simpatiche, brave, belle, insomma hanno tutto quello che uno può Noi le chiedere aspettiamo da perché artisti. adesso a febbraio ricordiamo che Certo. esce il terzo singolo. Occhio ai denti, no, è pericolosissimo, è consigliato dai migliori dentisti, sì. Quindi... Ho preso su quello che è un po' più fuori. Ok, perfetto. Quindi prossimo... Il terzo, il 14 febbraio, a San Valentino, mi raccomando, così andiamo a vedere anche condividetelo. Assolutamente, ragazzi, noi vi salutiamo. Fabio, in bocca al lupo, ti aspettiamo per il prossimo tuo romanzo. Ragazze, è stato un piacerissimo ancora. Occhio ai denti, mi raccomando. Sì, no, ma stanno tutti lì. Vincenzo, sei pronto con i prossimi ospiti? Via, avanti con la carrellata. Guarda come le abbraccia stavolta, Vincenzo. Questa volta è un entra pure Vincenzo, entra pure, accomodati pure. Sempre da dietro Vincenzo, sempre da... ma te ti stanno accompagnando, mi sembrano le badanti col nonnino, Vincenzo, mamma mia. Un po' di musica, fai un po' di rullino un po' di qualcosa. stacchetto. Guarda che meraviglia. Prego, accomodati pure. Come sto bene io vicino a lei, ma sempre meglio. T'ha già lasciato, vedi, hai visto che... Grazie Vincenzo, grazie mille. Puoi riaccomodarti vicino al tuo compagno di sventura. Allora Frida. Maurizio, concludiamo la Abbiamo un blocco puntata grandissimo. tutta al femminile adesso. Tutte donne. Tutte donne, si è cerchiato. E che donne, devo dire. Buonasera donne, salve. Buonasera a tutte. Buonasera, allora, buonasera. le presentiamo in Sì, ordine. presentale pure in ordine. Abbiamo Marzia e Giada, buonasera ragazze, Che della abbiamo già conosciuto. Valigia Rossa. Valigia Rossa. E qui insomma, l'altra volta abbiamo già avuto una piccola presentazione con Una loro. preview molto breve e oggi approfondiamo un po'. Poi siamo in compagnia di Irene Bonora, buonasera Irene, avvocato matrimonialista. E poi al tuo fianco invece abbiamo Gaia Con. Chon. Gaia Con è... Chon. Dai. Da sola. Allora, lei è esperta di yoga ed erotismo. Buonasera Gaia. Quindi puntata intervista interessante questa qua, no? Allora, sì, io mi tutta avvicinerei red. vicino alle nostre amiche della Valigia Rossa che abbiamo già conosciuto la settimana scorsa con Marzia e con la nostra Giada. Ciao ragazze. Allora, questa bellissima Valigia Rossa, dovete sapere, che è fonte insomma un pochino di, come possiamo definirlo? Curiosità. Di curiosità femminile? Tanta curiosità femminile, ok, dove praticamente queste ragazze, assieme a tante altre donne, praticamente fanno presentazioni a casa delle famiglie e presentano appunto quelli che possono essere giochini erotici, diciamo, per la curiosità femminile, vero? E per la coppia. E per la coppia, soprattutto che poi fa bene la coppia, quindi anche terapeutica la cosa, vero? Sì. E quindi insomma come vi presentate, insomma, raccontiamo un pochettino la vostra storia della Valigia Rossa, così ripercorriamo quello che abbiamo detto l'altra volta. Beh, intanto ci presentiamo a casa delle donne che fanno richiesta appunto di fare una riunione con noi e presentiamo dei prodotti inerenti alla salute e benessere sessuale femminile e di coppia. Quindi le nostre riunioni sono divise, diciamo così, in tre parti. La prima parte dove si parla di benessere sessuale, quindi la parte più seria, diciamo, Certo. che alla fine è anche la più interessante, diciamo, perché possiamo... Beh, infatti è giusto così, certo. Giustamente, la salute. Infatti. Dopodiché si passa alla cosmetica sensuale, che qui già dà in mano. Cos'è questa una cosmetica? cosina fantastica. Questa cosa, vediamo. Questo Si può far vedere? Si può. Sì, Okay. sì, perché non sì, tutto sì. si può far vedere a quest'ora. No, sapete, non Quindi- tutto. Ecco, viene fuori una... Questa... Questo qui è un talco commestibile. Ah, un talco commestibile. Sì, è un talco commestibile E a cosa serve a base questo? di frutta, Sì, fruttato. si sente. Si sente, quindi la compagna o il compagno lo va a spargere proprio al compagno opposto, per poi dopo essere E questo è portato via. erotizzante? È erotizzante, è un modo diverso. È commestibile, quindi... Chi non mangia un po' di talco alla sera prima di andarsi a letto dice, cara mia Aiuta a compagna, digerire, dice. esatto, fammi dare una pocciatina nel talco così erotizzante. Beh, per questa cosa. aiutare comunque per La piuma cambiare un po'. è piuma naturalmente di, diciamo, è piuma di... È piuma. appunto. Lo è, non sappiamo quale, Piuma. ma perfetto. E basta. Naturalmente, perfetto. Bene. E questo qui la gente acquista per incipriarsi un pochettino. E poi ci sono anche oli da massaggio. Oli da massaggio, massaggio, tutto sì, Maurizio. Ma la cosa sono. che l'altra sera siamo fermati, era quella, siamo fermati sulla sella. Noi abbiamo voluto andare oltre. Siete andate oltre? Sì, Non siamo ce l'avete andate questa oltre, sella no, vibrante siamo Ma chi è andate che acquista una oltre. sella vibrante? Scusatemi donne, io voglio sapere questa cosa qua. Guarda, i nostri acquirenti vanno un po' da tutte le età Sì. e le selle vibranti a suo tempo, mi ricordo che l'ho venduta alle signore, diciamo in pensione, quelle che hanno un po' più tempo per andare a fare delle passeggiate.
Ma serve a pedalare più forte? Serve a pedalare. Serve a Mi dà la pedalare. Aiuta un incentivo in più. E questo invece sarebbe, scusa. Questa qui invece è una candela da massaggio. Sì. Si accende, è lievemente tiepida, quindi quando si è un po' sciolta va versata sul compagno e ci si fanno delle coccole, ci si massaggia in maniera un po' più sensuale. Mamma Per mia. scaldarsi un po', per scaldarsi. Direi che ci si scalda un pochettino. Quindi- solamente però è lievemente tiepida, non brucia, quindi non ci facciamo male. Quindi non si fanno le scoriazioni? No, non si fa perfetto. nessun tipo di scoriazione. Invece questa spugna che tu hai in mano, che l'altra sera hai... Questa è a me piace tanto. Ti piace molto la spugna, sì? Io inizio a parlare dei giochi durante le mie riunioni proprio Sì. facendo vedere questa perché è la più tranquilla, inizio per un attimino non per si sciogliere il lava ghiaccio. naturalmente, cioè prima della cipria. Quando parlo delle coppie soprattutto, e questa qui è una bellissima spugna da usare in coppia, nella vasca, nella doccia, ovviamente vibra, quindi si possono fare dei bellissimi massaggi. Automassaggi? Automassaggi. Beh, poi anche in coppia volendo, no? Soprattutto Quindi- in coppia. Soprattutto. È molto divertente. Bello, bella questa cosa qui. Quindi, se poi avete qualcos'altro dopo da presentare, Sì, adesso mi sì, avvicino perché voglio coinvolgere un po' tutto quanto stasera le nostre donne, perché Anche perché è tutto collegato in giustamente realtà. prima dicevano Marzia e Giada che è anche terapeutica tutta questa, perché insomma Aiuta. giustamente viene da sorridere, perché insomma non è una cosa tanto comune insomma parlare di certi giochi se vogliamo naturalmente, però comunque insomma diventa anche terapeutica. E io vorrei chiedere appunto al nostro avvocato matrimonialista, a Irene Bonora, ecco, innanzitutto di cosa ti occupi tu? Tu sei avvocato matrimonialista, quindi immagino divorzi, cause, eccetera. Sì, la fase patologica e finale del rapporto di coppia, quindi il momento in cui purtroppo quell'intesa che doveva essere, che doveva durare è venuta meno e conseguentemente si cercano un po' di affrontare le problematiche connesse a un lasciarsi, che poi non è sempre detto che porti effettivamente a un lasciarsi, capita anche che invece poi si riesca in qualche modo, anche pur litigando, a ricomporre un'intesa che sembrava finita. Ecco, quanti matrimoni saltano per colpa della mancanza di erotismo, di sesso, di quello che ci può essere in una coppia? Molti, ma più che altro perché purtroppo il vivere comune, il vivere insieme, quindi quella quotidianità che c'è, che è presente in ogni matrimonio, purtroppo tende molto spesso ad abbattere quella che può essere l'entusiasmo, la voglia, anche a livello fisico, insomma l'energia per affrontare il pensiero di vivere insieme anche esperienze diverse o comunque di affrontare insieme cose che magari invece prima del matrimonio, quindi prima delle problematiche, delle responsabilità che comporta il matrimonio, una famiglia e i figli, erano viste come un momento di svago, di intesa, sì, certo, che comunque aiutavano a creare quell'unione che poi porta a una serena conduzione della vita familiare. Ecco, un avvocato matrimonialista cosa consiglia a una coppia che si vuole separare per questi motivi qua? Ti chiedo, Irene. Beh, quando arrivano dall'avvocato, diciamo che la fase in cui... A parte quando vedono l'avvocato il marito si vuole separare sicuramente, bellissimo, vedi gli occhi, quindi appena vedi l'avvocato assolutamente per è motivo favore. di separazione. No, battute a parte, Irene, insomma. No, quando arrivano da te diciamo che purtroppo arrivano in una fase finale in cui magari se avessero avuto un aiuto prima, un po' quindi prima, sì, quando... Tu consiglieresti la valigia rossa? Beh, può essere un aiuto per mantenere uno Quindi, spirito questa attivo. sinergia con i matrimonialisti. Sì, beh, la complicità nella coppia è fondamentale. Quando inizia a mancare quello, inizia a mancare il dialogo, e quando inizia a mancare il dialogo si inizia ad allontanarsi progressivamente sempre di più, e quando arrivano davanti all'avvocato si comprende bene che spesso dicono le stesse cose, vogliono arrivare allo stesso punto, ma purtroppo hanno talmente perso la capacità di capirsi e di ascoltarsi che ormai è inevitabile. E hanno ragione entrambi probabilmente. Molto spesso dicono la stessa identica cosa. Quindi stesso bisogno, ma non trovano più la via comune. Non si comprendono più, è come se parlassero su due strade diverse e due binari che pur dicendo le stesse cose da soli non riescono a... Allora la figura dell'avvocato in quel momento è fondamentale per cercare di capire se veramente si arriva a un momento in cui veramente le strade devono dividersi, e cercare di
capire tra il dialogo delle parti se esiste un punto comune per affrontare una separazione consensuale, che è sempre la migliore da consigliarsi. Io voglio qua tutta la vita. Piantiamola qua, Irene, ti fermo un secondo perché andiamo invece anche a Gaia. Sentire la nostra Gaia Con, come diceva lei, Gaia Con, cioè, ma si vede anche, non c'è bisogno di chiamarla Con. Vabbè. Gaia. C'è qualcuno che mi prepara la scheda in modo errato. No, hai sentito ciò, hai sentito perfetto. Gaia, tu invece tutto questo lo vivi anche in maniera un pochettino più spirituale, vero? Sì. Non solo in pratica, in realtà già legale. Qualcosa è stato detto, perché anche nel linguaggio comune ormai si parla di energia, si parla di ascoltarsi. Quello che io faccio è insegnare yoga, e insegnare alle persone ad ascoltare innanzitutto la propria energia e poi anche di entrare in contatto con gli altri. Quindi mi colpisce molto che si debba arrivare dall'avvocato, per quanto bellissimo e anche molto simpatica questa ragazza conosciuta stasera, però probabilmente proprio ci si poteva ascoltare un po' prima. Certo. E non è un caso che molte volte le persone che arrivano a yoga perché hanno mal di schiena, perché hanno le spalle contratte, ti arrivano a dire che poi dopo un po' di yoga scopri una sessualità diversa. Ecco, vedi? Non a caso si parla di yoga, secondo me, tu devi fare un pochino più yoga. Gaia, tu credi che comunque allora bisognerebbe appunto provare yoga, provare comunque di trovare anche appunto un benessere interiore prima di dare delle cause? Sì, in ogni caso la sessualità è l'incontro tra due energie, quindi prima di tutto andrebbe riequilibrata la propria, perché altrimenti arriviamo, le amiche di Valigia Rossa lo sapranno, arriviamo a giocare, si può giocare nella sessualità, allora ci può stare il frustino, ci può stare qualsiasi gioco. Parti da leggero, insomma. Loro dalla cipria te dà il frustino. Sì, però io ci scherzo proprio perché credo che sia meno grave una frustatina che non l'aggressività verbale, che non per gioco, che non arrivare a letto già con il muso, arrivare o non parlarsi, certo. Quindi proprio imparare, ma già ascoltarsi è molto difficile. Certo. Quindi chissà quante donne arrivano alla valigia senza sapere in realtà quello anche che amano nel piacere. Per la donna ancora di più forse, perché la donna è quella che vive un po' di più il tabù, no? Giusto, è vero? È ancora così? Io sono rimasto. Diciamo che è rimasto un po'. E adesso, detto così, non ti No, diciamo che la donna piano piano si sta esplorando, ma è quasi più l'uomo, io invece credo adesso, che ha dei tabù. È rimasto un po' indietro. Sì, perché le donne appunto organizzano questi incontri, leggono libri, invece l'uomo è convinto di sapere già tutto. Allora io sono curiosa anche di chiedere alle ragazze. Io vedo anche dei gruppi di energia in cui si parla di sessualità, la Kundalini, che è questo grande serpentone arrotolato che rappresenta un po' la nostra sfera sessuale. La Kundalini? La Kundalini è un'energia rappresentata da un grande serpente arrotolato nella base del pube, che si dice che quando si srotola supera la nostra testa, infatti nello yoga... Se supera la nostra testa è tanta roba. Sì, ma davvero, è luce, energia. Permettimi di cazzeggiare un pochettino io, ma certo, io la Gwendalina non l'avevo mai sentita. La Gwendalina. No, però vedi allora appunto che l'uomo ha ancora tanto da imparare. Assolutamente sì, no, a parte che la nostra Chon, o Con come dice Rita, che gli dice Chon, hanno detto Chon, sì, esatto. Tu so che hai avuto anche hai aperto anche un blog appunto, Ti Mangio Amore. Sì, Ti Mangio Amore, in questo caso non era un mangiare per forza positivo, non era per forza come il talco, certo. Così anche che è giocoso, ma era proprio dire quante volte nelle relazioni noi ci divoriamo, ancora prima di tutto fisicamente, ma anche lì non arriviamo mai alla fine, quindi cioè quanto ancora ci sarebbe da esplorare, da conoscere l'altro, prima di dire appunto lo conosco e lo incontro. A parte che non si è mai conosciuto una persona, perché secondo me tutti quanti noi abbiamo... Più facce da... Come no? Già dall'insegnante di yoga alla blogger sono due facce che io ho avuto il coraggio di mostrare, ma ne avrei tante altre, quindi... Mostriamole queste tante altre, finché d'altra parte insomma... No, stiamo vedendo delle immagini, mi fa piacere di... Dopo parliamo anche dei tuoi corsi di yoga, insomma, naturalmente, insomma... Io tornerei anche dalla Valigia Rossa. Esatto, dalle ragazze. Io mi faccio prendere. Irene, tutto bene, Irene? Maurizio, lo sai che sono 117 consulenti? Le ragazze della Valigia Rossa. Sì, no, non sono mica poche, un bel gruppo sai? di donne. Qual è l'attrezzo
che è più, diciamo, apprezzato nelle vostre presentazioni serali, quello che, diciamo, viene venduto di più, naturalmente? Allora, quello se che ce n'è viene uno. venduto di più, diciamo che riguarda la salute, principalmente. La salute. Sì? Che... L'aspirina? No. No, non è l'aspirina, ma sono queste qui, le palline geisha. Ah, guarda le palline geisha, queste. Che sono queste qui? Che sono queste qui? Come ti dicevo l'altra volta, che sono quelle per rinforzare il nostro muscolo pelvico. Che ti dicevi, ma avete un muscolo, un pavimento pelvico. Per rinforzare tutta la nostra muscolatura interna, quindi per non rischiare di avere un futuro dei problemi che noi donne purtroppo andando avanti quindi con l'età. Terapeutico sotto tutti i punti, consigliato da ostetriche, da ginecologhe, diciamo che è il punto principale, perché noi parliamo col E quindi questo, insomma, si parte di qui, insomma, con si parte di salute, qui, benessere, bravo. E si continua con tutto il resto. Con tutto il resto, come col preservativo femminile. Parliamo molto di profilattico femminile. Sì. Quindi siete guarda che bello. Quindi parliamo esiste. molto, sì, esiste, ne parliamo quindi non molto. più nero, bianco, rosso alla frutta, alla fragola, Anche. È quello delle donne. Ci sono sempre quelli. Avete anche quello CS per Vincenzo? No, quello con le stecche? Si è rinforzato. Guarda che No, qui, questa è una novità. questo qui Questa è è una il cosa profilattico nuova. femminile, esiste da tantissimi anni, solo che bisogna fare bisogna pubblicizzarlo, informazione, farlo conoscere. Bene, voi lo fate conoscere nelle vostre naturalmente serate, insomma, chi vi invita naturalmente a casa. Sì. Brave ragazze, complimenti. Dopo diamo anche i contatti, ci pensa Frida. Irene. Sai che Irene collabora anche con degli investigatori privati, mi diceva prima Maurizio. Cioè, vogliamo parlarne? Allora, basta e avanza come. Che casi sono capitati, Irene? Detta, perché io so che ti è capitato qualcosa di curioso nelle tue esperienze. Ogni esperienza è particolare sempre, infatti la materia è bella perché comunque si applica il diritto, ma si applica anche tanto l'ascolto del cliente, della persona, quindi anche un aspetto psicologico rilevante e importante, che è molto bello. E il mio collega è investigatore privato, conseguentemente insomma il mio collega con cui collaboro ha diverse situazioni in cui viene incaricato appunto per problematiche legate alla coppia, quindi tradimenti, che sono fondamentalmente l'elemento centrale un po' di questi argomenti. In quanti hanno una vita doppia, Irene? La vita doppia è la 10, quanti? 9? Vita doppia è difficile da mantenere, da portare avanti, è difficile. Devo dire che tende più a essere una prerogativa un po' più maschile che femminile, seppur collegata poi a degli aspetti psicologici importanti, che sono poi fondamentalmente la difficoltà poi di interrompere queste situazioni, di districarsi, di collocare un ruolo per ogni persona. Certo. Nel senso, se si cerca qualcosa extra matrimonio, deve rimanere in un contesto. Certo. A volte sfugge questa. Chi è? Aiuto, Tremo. Dimmi, Vincenzo. Ascolta, anch'io per la mia cesira, per il primo dell'anno, gli ho preso un paio di mutandine rosse col filo interdentale. Come filo interdentale? Per Izoma, dai. Sì, vabbè. E poi? Da loro, dalla valigia rossa? Più o meno. E cos'è successo? Solo che sono cambiati i tempi. Una volta, se volevi vedere una chiappa, tiravi da parte la mutandina. Adesso, se vuoi vedere la mutandina, devi tirare da parte la chiappa. No, sì, vabbè. Siete d'accordo voi con la valigia rossa? No, per favore. No. Ma Domenico, ma lascia perdere. È un problema che ho avuto io. Cioè. Che hai avuto te, sì. Ascolta, Gaia, invece tu tieni anche corsi di yoga, dicevamo prima. Sì, tengo corsi di yoga prevalentemente a Bologna, ma è un periodo in cui sto anche girando. Diciamo velocemente dove, come, quando, perché siamo arrivati quasi al termine. Allora, io direi più che altro di dire leggiamo il libro, anche se siamo lontani, il mio primo libro, Come riequilibrare i chakra con lo yoga, per autoedizione, così da tutta Italia chi vorrà potrà farsi un'idea di cos'è lo yoga. Salutiamo allora la valigia rossa, Gaia e Marzia, su salutiamo Facebook. Irene, naturalmente. Allora, ricordiamo che le ragazze le trovate su Facebook, la valigia rossa, e poi abbiamo Irene che anche lei ha il sito, Irene Bonora. Tutti quanti, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, siamo sempre tirati. Magari le facciamo ritornare. Ma sicuramente, quando voi ti sei preso gusto con questi argomenti. Ci vediamo tutti quanti alla prossima settimana, ringraziamo
il duo De Basta Boy e tutti quanti i nostri ospiti. Ciao, a giovedì prossimo. Ciao.